Qui siamo stati occupati da francesi, austriaci e sabaudi indebitamente. Nessuna autorità veneta, questo va sottolineato, ha mai firmato una resa, una cessione del nostro diritto all'indipendenza e sovranità, che non era piccolo. Noi non siamo il Kosovo o la Groenlandia, siamo una repubblica che ha 1000 anni di storia, 1000 anni di protagonismo nel mondo, in Europa. Li conosce quelli che sono stati arrestati, cosa ne pensa? Beh, sono brave persone, militanti che hanno una grande fede, non siamo d'accordo su tutto, forse non ero d'accordo su quello che stavano o che volevano fare, come loro non sono d'accordo sulle mie cose, ma abbiamo un unico obiettivo, la Repubblica Veneta. Ecco, ma lei è per la violenza? Io sono gandiano al 1000%. Lei farà una manifestazione però in questi giorni? Beh, celebreremo questi fatti che noi consideriamo un autogol del regime con una bicchierata sabato, cioè domani alle 11:30 a San Marco davanti al Patriarcato nella piazzetta di Leoncini. Un gesto ironico per festeggiare questo boomerang che il regime si è dato creando questo polverone. Tra pochi giorni ci renderemo conto dell'inconsistenza di questa operazione e che non hanno preso un tanco, un carro armato, ma una ruspa.